Ben ritrovati sulla pagina di Fise Veneto, io vi ringrazio per le condivisioni, per i like e per i commenti che avete già lasciato. Questo era il post in cui annunciavamo ieri l'incontro di oggi e voglio ringraziare perché ci hanno scritto per esempio Liviana, Forza Grande Clara, dai una mano, un abbraccio, Fabrizio grande presidente Fabrizio Bonciolini, Susanna Longobardi che ci manda un saluto. Insomma, abbiamo cominciato così, sono messaggi rivolti a Clara Campese che abbiamo in linea quest'oggi per dire di un grande giorno, Presidente. Sì, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio per i messaggi e per questi ringraziamenti. Ovviamente il merito, lo dico sempre, è di un lavoro di squadra che c'è all'interno del comitato regionale, questo va detto, e di cui io a mia volta ringrazio tutto il mio staff, a cominciare dal Consiglio, a cominciare dalla Commissione di Emergenza, ovviamente anche a tutte le nostre fantastiche segretarie che collaborano per la buona riuscita, insomma, di un coordinamento generale nell'interesse di tutti. Grazie. Oggi, lo dicevo, anche sulla pagina, tra l'altro, se la scorrete, purtroppo lo so che è specchiata, però insomma funziona così, ne chiedo scusa, trovate questo che è, lo vedete, il disciplinare per spiegare dal sito della Fise un video tutorial che spiega, vedete, linee guida per l'accesso ai maneggi. Esattamente, e questo è un video che ha realizzato la Fise e che sostanzialmente sintetizza quelle serie di prescrizioni, indicazioni che hanno a che fare con il comportamento che riguarda tutti, quindi dagli associati ai tecnici, a tutte le persone che gravitano attorno al circolo, proprio perché si ha a che fare con una necessità di evidenziare il rispetto totale per questo contenimento di questo Covid-19. Quindi io ne approfitto anche e mi associo per ricordarlo a tutti quanti, anche se Fabio, te lo dico chiaramente, e tutti i nostri associati, io parlo ovviamente per la Regione del Veneto in particolar modo, so che sono particolarmente diligenti, che quindi si adoperanno non solo in prima persona, ma anche per riferire e coinvolgere tutti gli associati in un rispetto complessivo e generalizzato nei confronti di tutte queste prescrizioni. Chiedo scusa Presidente, ringrazio tanto Claudio, Antonio e Madi che ci stanno mandando i loro saluti. Oggi è il giorno della ripartenza, della riapertura dei maneggi, vogliamo spiegare però cosa si può, per quello che possiamo dire cosa non si può? Sì. Noi ci siamo già, devo dire, super organizzati. In regione abbiamo suddiviso la regione in 3 macro aree, abbiamo fissato 3 videoconferenze la settimana scorsa, in occasione delle quali la Commissione di Emergenza ha spiegato nei dettagli proprio queste, che cosa si può fare, cosa non si può fare, che cosa è opportuno. Faccio una premessa generale, Fabio, perché è doverosa. In questa fase, che è una fase di riapertura e una fase di ripresa, è assolutamente necessario ed indispensabile utilizzare anche quel buon senso e quel senso di responsabilità e che deve essere alla base di ogni comportamento corretto e alla base di ogni buona pratica. Diciamo che se tutti quanti oggi andassero tutti insieme a vedere i loro cavalli sarebbe un problema. Intanto grazie anche mi sembra a Giuliana che ci saluta. Grazie, saluto anch'io, ricambio. Dicevo, quindi sostanzialmente queste buone prassi vanno rispettate da tutti. Ecco, questo è indiscutibile. Sono fiduciosa che verrà fatto. E per entrare nello specifico della tua domanda, quello che voglio sintetizzare... Lo sintetizzi dopo il commento di Angela, Presidente, che dice abbiamo una super Presidente, e un saluto anche a Chetti. Vabbè, io ringrazio nuovamente, ripeto, il mio non è assolutamente né un merito né una capacità, è che sono supportata da persone molto molto valide e quindi mettendo insieme in un'alleanza di cervelli, come mi piace definirla, certo sicuramente viene fuori il meglio. Ecco, detto questo, dicevo, quindi la situazione per i circoli qual è allo stato attuale? Dunque,
per quanto riguarda quanto già è stato ampiamente diffuso sia nel DPCM sia nell'ordinanza poi di Zaia sia dalla FISE, tutti gli atleti dalla patente B in su possono riprendere a fare i loro allenamenti, quindi le lezioni in senso stretto, la preparazione in senso stretto. Detto questo, c'è da fare una precisazione. Noi qui in Veneto abbiamo ritenuto, sempre nell'interpretazione e nel rispetto del quadro normativo, consentire l'accesso ai circoli anche a queste patenti A, che altrimenti sarebbero escluse, ma che sono associate parimenti agli altri al circolo, pagano la loro quota associativa, pagano la loro patente e quindi, a prescindere dal fatto che siano proprietari o che non lo siano, possono comunque accedere al circolo per quella che è la cura, l'accudimento, ma anche la movimentazione del cavallo, lo possono fare. Ovviamente, per quanto riguarda la movimentazione del cavallo, abbiamo già detto che si rende perlomeno opportuno la supervisione del tecnico, il quale poi sarà libero di decidere, concordando con il patentato, con l'associato, se il servizio che dà, il tempo che dedica sarà suscettibile o non suscettibile di valutazione economica. La cosa è molto semplice ed è molto chiara, non deve dare adito ad equivoci. Presidente, lei avete dato queste videoconferenze per i circoli, però adesso noi parliamo invece ai singoli, come per esempio Antonella che saluta, Susanna che ci dà il buongiorno e Ketty che ci dice bravi e giusto. Io proprietario di cavallo, oggi posso andare liberamente, devo prendere appuntamento, come mi devo comportare per comportarmi in maniera corretta e responsabile? Siccome la risposta è all'interno di un quadro sociale a cui tutti siamo tenuti anche nella vita quotidiana a osservare, però in realtà noi abbiamo suggerito ai circoli di prevedere una sorta di tabella con delle turnazioni che possono essere a carattere settimanale, giornaliero. Ogni circolo poi ovviamente nella piena responsabilità però potrà organizzarsi e quindi comunicare agli associati in quale forme e in quali orari il singolo può accedere al circolo. Questo è molto importante perché è chiaro che se non vengono scaglionati gli ingressi si viene meno, uno, a un obbligo di legge, due, anche a un senso di responsabilità nei confronti di quello che è l'attenzione massima al contenimento e quindi al rispetto della salute di tutti. Volevo chiedere, ragazza minorenne con brevetto da dressage, viene da Montebelluna, la mamma può entrare o deve rimanere nel parcheggio 90 minuti? E poi Elisabetta, complimenti Presidente, grazie da parte nostra. Sì. Poi ci sono tante domande come quelle della signora qui per la ragazza che fa il dressage e noi abbiamo già chiarito, e quindi lo ripeto, rispondo alla domanda, i genitori, gli accompagnatori devono attendere quindi o in macchina se per esempio hanno da leggersi un libro o da ascoltarsi un po' di musica, oppure possono andare a farsi un giretto e poi rientrano a prendere i ragazzi. In questo momento va compresa che questa prudenza, che queste limitazioni sono una premessa a quello che sarà poi un progressivo ritorno, io mi auguro, alla normalità, però è in una fase di progressione, quindi chiedo a tutti di rispettare quanto verrà indicato dai circoli, che sono stati ovviamente debitamente informati con tanto di videoconferenze, dicevo, con materiale che è stato inviato via mail, comprese le linee guida. Ora c'è il video tutorial anche che ha divulgato FISE Nazionale, quindi mi sembra che le cose siano particolarmente chiare. Presidente, abbiamo parlato dei proprietari dei cavalli, gli atleti sono riammessi, come ci ha scherzato mi sembra anche Zaia sulla Pellegrini, al ritorno all'attività, poi vediamo qui, chiedo scusa, andare a cavallo estate, buongiorno e grazie Clara per le informazioni, confermate che si può, chiedo scusa, ripartire anche con gli interventi assistiti di ippoterapia, cosa molto importante. Poi Antonio, un'ottima decisione basata sul buon senso, e Tamara, grandissima Clara Campese. Questa è l'ippoterapia, io poi mi fermo con la mia domanda, più importante è questa perché ricordiamo di quanto aiuto può dare un cavallo a un bambino in difficoltà. Certamente, stavo cercando, ma stavo vedendo se avevo sotto mano l'ordinanza che mi ero stampata di Zaia, però questa ultima, quella di ieri, so per certo che le attività con gli interventi assistiti
con gli animali sono assolutamente consentite anche con l'accompagnatore, in quanto rientrano poi in una necessità di carattere, diciamo, legata proprio alla salute, ecco, del ragazzo. Per cui, Come si è fatta come si è permesso giustamente ai bambini autistici di uscire con un braccialetto azzurro per essere riconosciuti perché non bastano i 200 metri? Credo che in questo caso appunto bambini, ragazzi che hanno bisogno, che non possono capire quello che sta accadendo con la massima prudenza e il massimo rispetto, debbano avere la possibilità di poter usufruire di questo servizio. Grazie intanto ad Alberto e anche a Roberto che ci guardano e ci salutano. Sì. Ricambio a nome di tutto il Comitato Veneto un ringraziamento, perché anche noi dobbiamo ringraziare per la collaborazione e per la fiducia che ovviamente ci viene espressa in più modi e in più forme. E un'altra cosa, Fabio, volevo aggiungere, ed è questa: è certo che in questa fase diciamo della fase 2 è importante assolutamente vedere come che cosa accade man mano con questa riapertura. Dobbiamo un po', e lo consiglio anche ai circoli, vedere come si svolgono le cose, valutare quali sono i punti di criticità, che cosa si può migliorare, com'è la reazione degli associati, come avviene poi la gestione delle turnazioni, questi famosi ora e mezza a disposizione dell'associato per stare all'interno del circolo, qualora ovviamente abbia un cavallo, se no è consentito anche trattenersi un po' di più. Quindi il mio consiglio è a tutti i tecnici e ai circoli di valutare un po' come... Parlando di tecnici, ti sta guardando anche, e lei la conosce molto bene, la responsabile nazionale del dressage Vanessa Ferluga. Ciao Presidente, grazie a te e a tutti per le costanti informazioni e l'impegno messo per farci riprendere. Esattamente, grazie, ciao Vanessa, buona giornata. E quindi dicevo, vediamo un po' come accade. Poi io sono fiduciosa che se tutto funziona come deve, ripeto, io sono ottimista, sicuramente poi pian piano si riallargheranno. Per esempio, una cosa che mi sta a cuore, effettivamente sta a cuore a tutto il comitato, è anche la ripresa a tutti gli effetti delle attività di un circolo. Era quello che le stavo chiedendo, abbiamo parlato degli atleti, abbiamo parlato dei proprietari, ma c'è anche chi va a cavallo, chi paga la lezione, che poi in realtà è quell'attività economica di cui i circoli hanno bisogno per vivere. Perfetto, è esattamente questo. Quindi questa per adesso per noi perlomeno è prioritaria. Non ti nascondo che anche la stessa commissione di emergenza sta valutando, stiamo tutti valutando un po' come si possa diciamo confermare l'ufficialità di questa ripresa. Presidente, secondo me la vogliono presidente nazionale. Vittorio sta scrivendo, buongiorno a tutti e uno speciale grazie a Clara. Susi, ciao Clara e grazie a tutto il comitato. Per cortesia, quali sono i documenti da avere con sé per giustificare il trasferimento da casa al maneggio? Insomma, E poi aspetti, Costanza, chiedo scusa, buongiorno, volevo chiedere, io attualmente ho il mio cavallo in un maneggio fuori provincia, anche qui il problema, la mia domanda è, posso andare a trovarlo? Certo che può andarlo a trovare. Fuori regione no, ma fuori provincia sì, credo. Sì, anche tra i comuni, sì, certo, è logico, se il cavallo è scuderizzato presso una struttura che si trova lì, è necessario, è per forza che può spostarsi, insomma, adesso non perdiamoci in un bicchiere d'acqua. Però uno è giusto che chieda, perché poi prendere una multa, avere una contestazione diventa pesante. Certamente, comunque insomma perlomeno che abbiano, mi sembrava di aver letto stamattina che Fise avesse snellito la procedura per stampare la propria patente per chi non avesse poi tesserino, quindi insomma sostanzialmente quella è necessario averla senza ombra di dubbio. Ecco, questa è un'informazione utile. Sì, quella almeno non dà ad equivoci. Poi noi abbiamo inviato via mail delle documentazioni proprio a supporto per facilitare l'attività dei circoli da girare poi a tutti gli associati, quindi io invito tutti gli ascoltatori, tutti coloro insomma che sono tesserati, di rivolgersi al proprio centro ippico o al proprio istruttore e chiedere eventuali chiarimenti in merito a queste domande o dubbi che dovessero sopravvenire, così come tutti sanno che possono scrivere a segreteria.rz@fiseveneto.com perché poi la commissione di emergenza, che di solito è molto celere, risponderà sempre. C'è Roberta che ci sta seguendo, infatti c'è Roberta che ci sta seguendo e appena postato il suo commento lo ringrazio. C'è Elisabetta che chiede di valutare a step per l'entrata dei bimbi con i pony o comunque
per le scuole, o avete già pensato una data per tutto questo? Novella, per i proprietari al posto della patente basta il passaporto del cavallo, e poi c'è un altro amico che ci chiede di tornare sul discorso, e se lo cerco, della riapertura delle scuole. Grazie Antonio. Sì, adesso vedo di sintetizzare tutte le domande. Intanto, per quanto riguarda la questione della patente, per andare a un circolo FISE, attenzione, cioè devono essere in regola con il tesseramento, anche per questioni di carattere assicurativo ovviamente, quindi insomma su questo non c'è ombra di dubbio. Per quanto riguarda l'attività della scuola, stavo dicendo, in senso ufficiale non c'è diciamo, al momento che ci risulti una ufficialità di questa attività, però sono fiduciosa che quanto prima vedrete che faremo un'integrazione al comunicato, perché proprio nostra premura ci sta a cuore, è l'attività fondamentale di un circolo, l'attività della scuola, quindi i circoli devono poter riprendere a lavorare. Questo è il punto, per cui noi ci stiamo impegnando per poter garantire questa ripresa. Al momento, Fabio, non la riteniamo possibile a tutti gli effetti, uno per ragioni prudenziali, cioè non vogliamo esporre i circoli tecnici a una responsabilità laddove ancora non c'è una certezza assoluta, per cui chiedo ancora un attimo di pazienza, ma arriveremo, questo vi do la mia parola, e lo sapete che se dico qualcosa di solito la faccio, altrimenti evito di espormi in questo modo. E quindi questo per quanto riguarda la scuola. Per quanto riguarda, scusi, per il discorso del passaporto del cavallo per i proprietari è sufficiente? Chiedevano il proprietario cosa portarsi per andare dal cavallo? Sì, a parte esattamente il documento di proprietà del cavallo va benissimo, certo che sì, questo non c'è ombra di dubbio, se sono proprietari e se non sono, di solito i proprietari sono anche patentati, ce l'hanno la patente con loro. Ma se non lo fossero, perché forse chi ti scrive forse non lo è? Evidentemente non lo è, andrà lì a portare le carote, a pulire il cavallo, e quindi si porterà solo il certificato. Paolo chiede invece, le chiede Presidente, il trasporto ai cavalli è autorizzato o ancora no? Ma guardi, adesso su questo stiamo lavorando. Stiamo lavorando, perché fra l'altro il Comitato Veneto ha già riunito i comitati organizzatori, 4 o 5 comitati organizzatori del Veneto, per poter calendarizzare una serie di allenamenti definiti training, proprio per dare la possibilità pian piano di rimettersi in carreggiata e quindi nell'attività poi agonistica. Ora stiamo valutando, perché il calendario noi ce l'avremo già pronto adesso qui da metà maggio, dobbiamo verificare alcune cose, poi lo comunicheremo, quindi anche su questo si sta lavorando. Io penso che il suggerimento che possiamo dare intanto, perché la prima cosa era quella che chiedevano di più, era di andare a vedere il cavallo, di chiamare dove si trova il cavallo per concordare il momento in cui andare, per evitare gli assembramenti. Penso che questo sia il primo step di buonsenso che possiamo dire a chi ci segue, d'accordo? Sì, assolutamente. Sostanzialmente le turnazioni sono proprio legate a questo, al fatto che va evitata completamente gli assembramenti. Vabbè, mi rendo conto che oggi tutti vorrebbero andare dal cavallo, forse qualcuno deve rinunciare e andarci domani. Sì, ma certamente io credo che oramai abbiamo tagliato il traguardo e siamo già ripartiti con oggi, quindi quella sana e consigliabile pazienza, calma, adesso abbiamo superato il grosso, quindi si sta riprendendo, dai cavalli ci si può andare, finalmente era ora, e nell'interesse di tutti manteniamo e cerchiamo di agevolare il circolo nel rispettare, e questo è importante, faccio un appello a tutti, nel rispettare le turnazioni e i tempi di sosta, perché l'attività sociale in senso stretto, così come era fino ad ora il circolo, in questo momento non è possibile. Tant'è vero che le clubhouse sono chiuse, eventuali spogliatoi sono chiusi, cioè si evita proprio di creare quelle circostanze in cui la gente può sostare, mettersi lì in gruppo o gruppettini a parlare e chiacchierare. In questo momento questo non è possibile, lo sappiamo. Per i proprietari che non hanno scopi agonistici, ci scrive Costanza, abbiamo bisogno di una visita medica sportiva per andare a muovere il cavallo? Tutti coloro che hanno fatto la patente ovviamente hanno il certificato medico e la visita medico-sportiva, quindi questo è un altro aspetto che abbiamo richiamato anche nelle nostre videoconferenze. Abbiamo invitato tutti i circoli a verificare che non siano scadute le visite medico-sportive. Questa è una cosa importantissima, perché altrimenti l'assicurazione effettivamente
effettivamente non può intervenire. Ora è vero, perché ci hanno riferito che a coloro i quali erano scadute le visite non era stato consentito, perché gli ambulatori chiusi eccetera, fare queste visite mediche sportive, però mi hanno anche comunicato, quindi io lo riporto agli interessati, che adesso stanno riaprendo, per cui consiglio, cominciate a telefonare e a chiedere e a prendere appuntamento, perché senza visita medico sportiva, se è scaduta ovviamente, non si può montare. Serena, a me è stata fornita la dichiarazione del maneggio in base alla circolare MIPAF del 25 marzo. È corretto o dovrebbe essere consentito l'accesso in base alla circolare FISE della settimana scorsa? Ma sono due cose diverse sostanzialmente, io non so che patente abbia, adesso chi fa la domanda, ripeto. Serena, scrivimi la patente. No, ma comunque è semplice, se è dal brevetto in su può andare tranquillamente al maneggio e fare la propria attività in senso stretto. Se in realtà è una patente A, noi abbiamo inviato a tutti i circoli questo modulo per gli spostamenti, in cui si dichiara che appunto il circolo necessita della presenza delle persone in ausilio all'attività di cura e benessere del cavallo, ma questo modulo è una cosa facoltativa, il circolo è libero di consegnarlo al cliente compilandolo oppure no. Di questo modello fa riferimento al decreto del Comunque siamo fortunati, Serena, al brevetto. Allora siamo salvi. Secondo lei quando le scuole potranno ricominciare, dato che comunque anche nelle scuole, cioè il distanziamento sociale quando si è a cavallo è garantito, secondo lei le scuole quando potranno ricominciare? La risposta è il più presto possibile. Voi abbiate fiducia che faremo, non è che la legge la facciamo noi, certo, perché noi ci dobbiamo attenere, però la questione è questa, la voglio spiegare chiaramente. Nel quadro normativo è generico il contenuto, è abbastanza generico, ecco perché dicevo prima ci stiamo lavorando, per vedere se all'interno di quella specifica considerazione, evidenziazione dell'attività sportiva a livello individuale, ecco, sia consentita anche questo tipo di attività di scuola, quindi di istruzione. Devo dirti che anche era stato fatto al dirle mi preoccupavo, era un po' prendere le distanze. Qualcuno, dicevo, aveva inviato un post relativo alle FAQ della protezione civile in cui si diceva ripresa l'attività delle scuole di equitazione facendo riferimento a un codice Ateco, l'85, che prevede appunto tutte le attività di istruzione. Il problema qual è? Questo ha creato un po' di equivoci, nonché di dubbi, però lo voglio chiarire, in questo momento quel codice non è riferibile ai circoli ippici, che invece hanno un altro codice. Per cui ecco, non facciamoci confondere da tante cose. Io invito tutti a tenere come riferimento quello che è stato detto e dai documenti inviati dal Comitato regionale che sintetizzano il quadro della normativa nazionale, sintetizzano quanto prevede FISE e quindi agevolano la comprensione. E nel caso di dubbio scrivete o chiamateci, vi diamo tutte le informazioni. Le faccio la domanda più banale del mondo. Quando vado a cavallo oggi, devo mettere sulle mascherine? A cavallo no, però l'abbiamo detto e ridetto, lo ripeto ancora, le mascherine sono obbligatorie per tutti, tecnici compresi, uomini di scuderia compresi. Mi raccomando, non sottovalutate questo aspetto, non va sottovalutato. La mascherina è una vera e autentica forma di prevenzione. So che dà fastidio, ma ci si deve abituare. Poi quando si è a cavallo, ovviamente la si può togliere, anzi la si deve togliere. Però finché si è a terra, la mascherina va indossata. Era banale, ma mi sembrava comunque utile ripeterlo per fare chiarezza. Sì, certo. No, ma non è mai troppo ripetere queste cose. Ecco. Quindi sostanzialmente insomma mi sembra che il quadro sia positivo, siamo in una fase di ripresa, io auguro a tutti i nostri circoli e ai nostri tecnici un buon lavoro, una buona ripresa dei lavori. L'auspicio è veramente che si possa tornare alla nostra ordinaria attività, se non sarà possibile troveremo sicuramente altre forme di adattamento e quindi comunque procederemo sempre in avanti.
sì, Vediamo soddisfatto le cosa esigenze ci dei cavalli scrive e dei nostri Susanna. associati. Se fermano il socio per strada, le forze dell'ordine sanno che abbiamo riaperto. Beh, insomma, Sì, tra l'altro dicevo come comitato regionale, Fabio, noi abbiamo fatto una comunicazione anche a tutte le prefetture del Veneto, ecco, questo la bene settimana averlo scorsa, detto. quindi sì, abbiamo molto ben chiarito questo, per cui non Devo dire dovrebbe che mai per esserci fortuna la assolutamente commissione di bisogno. emergenza si avvale anche di avvocati come Sara, come Francesca, quindi siamo fortunati, devo dire la verità in questo senso, perché abbiamo persone di legge che quindi queste cose sanno farle come vanno fatte. Certamente, assolutamente, sono particolarmente prudenti, ma poi essendo tutte persone inserite nell'ambiente, conoscono molto bene quelle che sono le esigenze delle attività equestre, quindi non sono dei professionisti da scrivania, come dico io, e basta, sono persone che conoscono, quindi chiaramente laddove possono rendere la cosa e facilitare ai nostri circoli, ai nostri tesserati, lo fanno sicuramente. Ringraziamento da Elisabetta, grazie per tutto quello che avete fatto, c'è un applauso, grazie Clara. Grazie Elisabetta, ricambio, riferirò a tutto il nostro staff e comunque sappiate che alla fine quando si lavora e si fanno le cose veramente con passione e anche con affetto nei confronti del nostro Veneto viene tutto facile, anzi più si fa più si vuole fare. Infatti io mi sono messo oggi una cravatta con Leone di San Marco, mi sembrava doveroso. Un grazie speciale alle segretarie da Susanna che del Comitato Veneto sono bravissime. Io ringrazio chi mi dà la possibilità in questo modo di ringraziare un pochino tutti. Sì, e io mi associo a questo ringraziamento alle segretarie, Roberta, Bea, Mara, perché veramente meritano un grande applauso. Io non ho mai trovato delle persone come queste segretarie. Poi Claudio dice grazie, ed è un caro amico, grazie a tutti per tutto quello che fate, e Angela un saluto anche a Bea. Io non so, a Beatrice, sì, guardate, lo dico, non hanno orari, si chiama a qualunque ora, giorni festivi, non festivi, sera, mattina presto, insomma io sono in ferie obbligate già da 20 giorni e lo saranno adesso, non so, per altri 10-15, per loro non è cambiato nulla. Ecco, scusi, gli uffici, per capire in questo caso, quando è che potranno riaprire? Intanto chiedo scusa prima, Vittorio. Le notizie e la regolamentazione FISE sono soddisfacenti e complete. Ora bisognerà vedere quel che accade con la pandemia in questi 14 giorni fino al 18 maggio. Sì. Questo è un aspetto importantissimo, ecco perché faccio veramente appello, esorto tutti a rispettare tutte le indicazioni che abbiamo dato e che vengono date, perché questi 14 giorni alla fine sono la base per poi i successivi, quindi se tutti ci comportiamo all'interno di queste indicazioni io sono certa che la cosa andrà migliorando. Io ringrazio Giuliana che mi ringrazia ma non me lo merito, Antonella grazie mille, Serena grazie a tutti. Insomma, mi fa piacere che questo meccanismo che abbiamo messo in piedi per cercare di informare sembrerebbe sia utile a chi ci sta seguendo. Certamente sì, lo è a tutti gli effetti e quindi io poi Fabio ti chiederò in questa settimana di sentire ancora l'altro membro della commissione di emergenza, la dottoressa Eleonora Riccetto, e poi via via daremo delle comunicazioni che spero possano essere sempre apprezzate. Quindi adesso il nostro punto, lo dico qui, è quello di poter far attivare l'attività di scuola in senso stretto. Certo, Giulia, il punto 4 dell'ordinanza regionale del 3 maggio consente l'attività motoria e sportiva, citando espressamente l'equitazione. Possono quindi montare indiscriminatamente tutti i cavalieri, indipendentemente, il messaggio è molto lungo, dal tipo di patente. Poi Angela, infatti, adesso dipende tanto dal nostro comportamento responsabile o meno. Perfetto, e ha tirato le somme. Ma lei sì, però alla domanda appunto di Claudia che fa riferimento a questa ordinanza regionale del 3 maggio, di Giulia chiedo scusa. L'avevo detto perché non so se mi hai fatto una domanda prima, comunque già detto, a parte dai brevetti in su che possono riprendere gli allenamenti in senso stretto, anche i patenti A, le patenti A
possono recarsi al maneggio, l'abbiamo detto. Ovviamente per quella che è una fase di accudimento e movimentazione del cavallo a tutti gli effetti. Ok, ovviamente il distinguo è molto sottile tra movimentazione e allenamento, anche questo è stato oggetto di approfondimenti e di riflessioni. Ma i cavalli sono nostri congiunti, Presidente, non c'è problema. Comunque allo stato attuale, dicevo, ecco, per le patenti A la movimentazione è consentita. Noi consigliamo ovviamente la supervisione dell'istruttore, questo l'abbiamo già detto, per cui ritengo di poter affermare e confermare che le patenti A possono andare al maneggio. Grazie Clara D'Acchetti, sei chiara e precisa nelle spiegazioni, buon lavoro. Grazie Chetti, facciamo del nostro meglio. Ci sono delle cose che ancora non sono chiare neanche per me, questo non ve lo nascondo, però sono fiduciosa che arriviamo a chiarire tutto. Intanto vedete un bel vespone che mi viene a trovare, c'è in diretta anche lui, ci fa compagnia, io rispetto gli animali, per cui non stupitevi, c'è una vespa che gira, l'avete visto nel video. Beh, devo dire che quando il Presidente della Regione dice che legge il DCPM di Conte e non riesce a capirlo, mi preoccupo, devo dire la verità, Presidente, perché insomma... sì, e quindi voglio dire, a maggior ragione, figuriamoci. Poi c'è un ministro spadafora che per esempio è attaccatissimo dal mondo del calcio perché dice ma sì, forse, vediamo, pensiamo, tutto lasciato così in sospeso, per cui a volte si fa davvero fatica a capire che cosa sta davvero accadendo e cosa è sempre possibile, si rischia sempre, c'è sempre un minimo di dubbio che rimane, però alcune cose mi sembra che invece, per fortuna, per quanto ci riguarda, da oggi siano chiare. Certamente, o perlomeno, insomma, quelle che abbiamo detto e dichiarato fattibili sono sicuramente certe. D'altro canto comprendo anche che su un testo che non può comprendere proprio tutte le fattispecie nel dettaglio e quindi necessariamente questa genericità è anche, voglio dire, legittima e lecita. E poi però il problema è che nella parte pratica chi poi deve dare le informazioni si trova in difficoltà, perché non avendo una certezza assoluta su questi aspetti è questo il problema che si crea ed è questo il motivo per cui, per esempio, per l'attività di scuola ancora siamo in una fase prudente, per cui stiamo verificando se ci sono gli estremi per diciamo, autorizzarla, perché sia autorizzata o meno. Abbiamo detto tutto? Per me sì. Perfetto, Presidente, io allora prima di salutare vorrei invitare chi ci sta seguendo, chi ha commentato, a condividere questo video sul proprio profilo in modo di portare quelle che sono le informazioni di Fise Veneto del Presidente Clara Campese a conoscenza di quante più persone possibili, in modo che così appunto di visualizzazione in visualizzazione le cose si sappiano. Per quanto ci riguarda, appunto con le direttive del Presidente vi terremo informate. Seguite la pagina di Fise Veneto, seguitela perché troverete volta per volta tutte le informazioni possibili che vi possono servire. Intanto continuate a scrivere. Diego Zaia ha chiarito molto bene ieri. Susanna, oltre al modulo che rilasceremo noi del centro per movimentare i cavalli con i dati del nostro solo, dovranno fare anche l'autocertificazione. Sembra che non serve. Grazie per i saluti a Medi e grazie anche a Angela Angi che sta condividendo sulla pagina, sul gruppo di Equideando, che ci è vicino e quindi li ringrazio. Benissimo. Io vi ringrazio, ricordo a tutti che qualora aveste bisogno di dubbi, chiarimenti, il comitato regionale è qui ed è al vostro servizio. Avete visto che Roberta vi ha anche scritto, c'è nei commenti anche Roberta Zotti che gentilmente è una delle persone poi che risponde, che se ne occupa, quindi davvero ringraziamo tutte le persone, compresi appunto i membri della commissione di emergenza che rispondono alle persone che ci chiamano, che scrivono per sapere. Grazie ancora a Susanna, grazie a tutti. Presidente, attendiamo per i prossimi appuntamenti. Certamente, molto molto volentieri, cerchiamo di restare sempre tutti collegati. Grazie ancora Diego, in bocca al lupo a tutti, noi ci fermiamo qua, ma ci risentiremo. Saluti anche da Antonio,
ci risentiremo per cercare di tenervi quanto più possibile informati su quello che accade. Buona giornata a tutti, grazie Presidente. Grazie a tutti e grazie Fabio, ci risentiamo presto.